Sono passati 4 mesi da quel terribile 1° giugno. Erano da poco passate le 10 del mattino quando un boato tremendo scosse il paese di Stoccareddo. Un ordigno bellico conficcato nel muro perimetrale della casa della famiglia Baù esplose provocando la morte di Riccardo, 30 anni appena, impegnato nei lavori di ristrutturazione della sua abitazione. La casa con lo squarcio in via Colfuste è lì, vuota. Va bonificata perché c'è un altro tubo esplosivo conficcato in una parete. Ora la data del Bomba Day è stata fissata, sarà il prossimo 26 ottobre. L'ordigno è simmetrico a quello che ha creato purtroppo quel tragico evento con la morte di Riccardo, è simmetrico, è un torpedo Bettica usato nella prima guerra mondiale, quindi una bomba carica. Per il giorno 26 di ottobre, che è un giovedì, abbiamo scelto questa data infrasettimanale o feriale in maniera tale che l'evacuazione possa comportare il minor disagio per i cittadini, pensando che i bambini sono già a scuola, pensando che i lavoratori escono prima delle 8 per andare appunto a lavorare, quindi l'evacuazione per quel giorno sarà di impatto sicuramente inferiore a quello che si pensava. Tutta Stoccareddo sarà evacuata purtroppo perché il raggio di azione previsto dalla prefettura e dagli artificieri è di 400 metri, quindi purtroppo tutta la frazione di Stoccareddo sarà evacuata. L'intera frazione di Gaglio, che conta 400 abitanti, dovrà essere sgomberata entro le 7:30. Gli artificieri inizieranno le operazioni di rimozione dell'ordigno alle 8. Hanno previsto 6-8 ore di impegno dell'uomo, quindi presumibilmente, se tutto va bene, per le 16 ci sarà l'asportazione di questa bomba, il trasferimento in zona indicata e quindi poi le famiglie e le persone potranno rientrare nelle loro abitazioni.